per il Centro Teatrale da Ponte, che con l'avvio dell'anno accademico inaugura i nuovi spazi all'interno del Collegio Dante Alighieri di Vittorio Veneto. Ad aprire la stagione ci sarà il debutto dello spettacolo di Giorgio Marchesi il 23 e 24 settembre al Teatro da Ponte. Il testo si intitola Three Kings, i tre re di Stephen Beresford, e è una storia, una bella storia tra un padre e un figlio, dal primo incontro che hanno alla ricerca che poi lui farà anche rispetto al padre. Io penso sempre che abbiamo sempre una speranza finché abbiamo una bella storia da raccontare. Questa è una bella storia da raccontare, per quanto anche a momenti difficile, e credo che possa far porre delle questioni al pubblico rispetto a quello che è il nostro rapporto con gli altri in generale. Un testo che parla di relazioni, che parla di genitori, che parla di figli, che parla di quello di cui abbiamo bisogno di parlare adesso. Ed è uno spettacolo adatto a tutti, adatto alle persone più grandi, per ricordarsi da dove arrivano e di cosa sono composte. Cioè ogni essere umano è composto da più cose, e anche dai ragazzi più giovani e addirittura forse anche dai bambini, per capire come funzionano gli esseri umani. Perché venire a vedere questo spettacolo? Perché, ripeto, è una storia che credo coinvolga e possa avere una risonanza in tutti noi, e non lo so, a me piace ogni tanto seguire le storie, anche perché è abbastanza diretto verso il pubblico, e quindi è come se incontrassimo qualcuno in un bar che ci raccontasse un pezzo della storia della sua vita, attraverso dei flash però, ovviamente, e quindi credo che possa essere molto interessante. Lei è noto al grande pubblico del piccolo e grande schermo, ma la magia del teatro è insostituibile. Sì, ma a parte mettersi in gioco sempre, credo che sia importante, e poi appunto riscoprire un po' il lavoro più artigianale, più diverso, e anche la possibilità per me di incontrare il pubblico, nel senso che l'anno scorso ho girato con un altro spettacolo, rigirerò anche quest'anno, c'è anche questo, però insomma la cosa bella del teatro è che credo anche per il pubblico avere la possibilità di vedersi dopo e scambiare due parole su quello che hanno visto, per me è qualcosa di tangibile, altrimenti è tutto artificiale. Sì, ti arrivano i messaggi sui social, però voglio dire, non è un rapporto diretto con le persone. Questo invece è dove veramente ti rendi conto, anche se lo spettacolo è piaciuto, ti rendi conto se il pubblico è veramente, a volte è anche sorpreso da quello che fai, perché è anche l'occasione per fare cose diverse da quelle che magari ti chiedono di fare in televisione o al cinema. Questa nuova avventura nasce insieme al Centro Teatrale Lorenzo da Ponte. È un bellissimo incontro. Io devo dire che sono qui tramite la regista Giorgia Lepore, che è lì che collabora con loro, e hanno, come dire, trovato questo modo per produrci, e mi è piaciuto tantissimo, mi piace tantissimo l'energia di un gruppo giovane che ha tanta voglia e che ha anche quello spirito veneto, se non altro nordico, visto che io sono bergamasco e, come dire, un po' mi sento sempre del nord-est più che del nord-ovest, questo spirito di fare, mettersi in gioco. Ovviamente quando uno fa rischia, ognuno quando fa può sbagliare, però fare con grande entusiasmo, e la loro energia, il fatto che siano giovani mi piace molto, oltre al lavoro che fanno sul territorio, che è fondamentale per le nuove generazioni e non solo per tutti, perché poi sappiamo che soprattutto in questo momento storico il teatro può essere una soluzione a dei problemi che ci trasciniamo dietro anche dalla pandemia, insomma, quindi riuscire a vederci in faccia. Da quest'anno l'Accademia da Ponte si amplia con nuovi spazi. Grazie a questa enorme dimostrazione di fiducia da parte della Diocesi di Vittorio Veneto, che ha voluto donarci tutti gli spazi dell'ex Collegio Dante, stiamo creando una progettualità proprio per dare dignità e per dare soprattutto memoria a questa istituzione, a questo edificio che è storico, che non solo i vittoriesi ma che tutte le persone del territorio conoscono, e quindi lo stiamo lentamente, ma in realtà anche abbastanza velocemente, trasformando in un centro culturale vero e proprio, aperto a tutti, dove non solo ci saranno gli spazi per l'accademia e per la formazione artistica e teatrale, ma ci sono anche degli spazi di studio, degli spazi di condivisione,
aperti a tutti, dai 5 ai 99 anni, non metto quelli prima dei 5 anni più che altro perché non siamo strutturati, ma per dare le possibilità alle persone di avere uno spazio veramente, veramente libero, dove poter condividere, dove poter crearsi e soprattutto uno spazio organizzato, quindi non un contenitore vuoto, ma un contenitore pieno dove uno possa entrare e vivere del contenuto che c'è continuamente, insomma. Quindi Vittorio Veneto sta diventando la città del teatro? No, io credo che Vittorio Veneto sia sempre stata la città d'arte e all'interno dell'arte ovviamente io metterei sempre la musica, che a Vittorio Veneto chiaramente ha un suo ruolo di prestigio con i vari concorsi nazionali che vengono fatti, ma ovviamente il teatro per svariati motivi, intanto perché siamo in Veneto, che è una regione che ha dato natali a grandissimi autori teatrali e che ha sempre avuto un peso a livello teatrale non in Italia ma in tutta Europa. E seconda cosa perché questa è la città di Lorenzo da Ponte. Lorenzo da Ponte, ricordiamoci che è anche la persona che ha portato il teatro d'opera negli Stati Uniti per la prima volta, quindi una persona che aveva una visione non solo artistica, perché non era solo un poeta, ma è vero sì, Lorenzo da Ponte, librettista di Mozart, è una piccola cosa rispetto a quelle che ha fatto. Lorenzo da Ponte, un imprenditore della cultura che ha portato l'Italia nel mondo e quindi per questo spazio è stato rinominato Centro Studi da Ponte, proprio per dare dignità a Da Ponte al di là di quello che possono essere stati 3 libretti per Mozart. In questi giorni sta provando a Vittorio Veneto, come le è sembrata la nostra città? Io sto benissimo a Vittorio Veneto, purtroppo non ho il tempo di girare attorno, però mi sembra una città molto viva, ci sono molti giovani, quindi voglio dire anche grande, io non mi aspettavo che fosse così grande Vittorio Veneto e credo sia un luogo ideale, mi sembra un luogo ideale per lavorare, perché ha quella pace e però quella fattività contemporaneamente, poi appunto io comincio la mattina, finisco, poi vado a cena, aperitivi, benissimo.